I due volti del Piave, dalla malinconia dell'acqua di ieri alla speranza seppur mantata di fango di oggi pomeriggio. Pensava peggio? Pensavamo peggio, sì. Però non se l'aspettava così alta. Non se l'aspettava. No, così alta no. Acqua di ieri che ha lasciato posto a quella di oggi, quella delle pompe, per spazzare via immediatamente il fango. Non bisogna fermarsi, perché con te a fermare qua diventa tutto cemento. Fango che ha coperto ogni cosa, ma non la voglia di ricominciare, rimanendo qui, dentro la golena del fiume che a volte vuol diventare mare. Una volontà che accomuna tutti, uomini, bestie, anche le piante, come questo frumento verde nel grigio del limo. Si ricomincia. Sempre da capo, sempre da capo. Speriamo che sia l'ultima volta, ma lo credo. Però Succede. il lato positivo Qui e qua che là, è no. che c'è il verde e vuol dire che le Speranza, piante rinascono. speranza. Una speranza che però rischia di andarsene con i veterani del Piave. I giovani non ci credono più. La casa se mi resta la tengo. Poi Viverci? bisogna vedere se succederà ancora casini o no. Oggi è anche il tempo delle proteste. Che ci hanno avvisato alle 5:30 dicendoci che la piena veniva alle 8, dalle 10 a mezzanotte. Se invece dicevano guarda che ne viene tanta, allora chiamavamo i rinforzi e portavamo via la roba. Invece l'abbiamo presa sotto gamba, così abbiamo rovinato un po' di roba. Proteste ma anche proposte. Sarebbe opportuno poter far scivolare, se non proprio togliere, l'IMU ai rivieraschi. Più in là resta comunque la saggezza di questa gente, con le mani e i vestiti coperti di fango. Certo che qualche signora dice che viene a toccare la leda che la è sporca, lurida, chissà cosa che è sporca sulla leda, ma da che a terra la magnenga, ora non è tanta sporca.